Salve a tutti, vediamo adesso come utilizzare la regola di Cramer per risolvere sistemi di tre equazioni lineari in tre incognite. Si fa in modo simile alla regola di Cramer per i sistemi di due equazioni, quindi magari guardate prima quel video. È molto simile, però qua la difficoltà in più è come calcolare il determinante di queste matrici che hanno tre righe e tre colonne. Come vedete qui in D ho scritto dentro la tabella, dentro la matrice, questi coefficienti che ho qua. E qui perché manca z ho messo 0, 0, z. Ancora una nota, questo sistema nello specifico magari si potrà risolvere più facilmente un altro metodo. Ho messo questi coefficienti come numeri abbastanza piccoli per fare agevolmente i calcoli, per farvi vedere come si usa questa regola, però conviene usarla non in questo caso magari si poteva addirittura, vedete qua, ho meno y più 3z meno 3z, se io sommo la prima e la terza equazione, y e z vanno via, qua sommo le x, qua sommo questi numeri e ottengo subito il valore di x, oppure comunque si poteva isolare qua y, cioè si può fare in modo più facile in questo caso, però vediamo come si risolve con la regola di Cramer. Allora, adesso il problema è come calcolare il determinante di questa matrice. Per farlo c'è quella che si chiama la regola di Sarrus, che serve solo per ricordarsi come calcolarlo. E come si usa questa regola? Ricopiamo le prime due colonne qua di fianco. 2, 3, meno 1, meno 1, 2, 1. E adesso cosa facciamo? Dobbiamo moltiplicare questi valori, questi, e sommare tutto. Allora 2 per 2 per meno 3, meno 12, qui ho uno 0 che moltiplica, allora viene tutto 0, qui ho più 9 e poi dobbiamo invece sottrarre i prodotti che otteniamo così, partendo qua dall'angolo in alto a destra della matrice. Allora, qui otteniamo meno 6, però devo cambiare di segno perché sottraggo, allora più 6. E qua 1, 0, allora viene comunque in ogni caso più 0, e qui ho più 9 che però diventa meno 9. Boh, 9 meno 9 vanno via, meno 12 più 6 fa meno 6. Questo determinante è diverso da 0, quindi il sistema è determinato, avrà una sola soluzione. Adesso ci calcoliamo di x. Significa che qua nella colonna delle x, nella prima colonna metteremo meno 1, 1, 0 e il resto lo ricopiamo da qui, che comunque sono questi valori qua. Meno 1, 2, 1, 3, 0, meno 3. Adesso ricopiamo le prime due colonne per usare la regola di Sarrus. Cominciamo con questi. Allora, 6, qui viene comunque 0, più 3. Poi dobbiamo sottrarre, quindi cambiare di segno a questi prodotti. Però devo mettere meno 6, qui viene comunque 0, qui viene 3 e devo mettere meno 3, 6 meno 6, no, qua ho sbagliato una cosa, questo qua non viene 6, viene 0 perché qui ho per 0.
gruppo, questi più 3 meno 3 vanno via, ottengo 6. E così posso calcolare direttamente x, perché x è dx fratto d. Ho 6 fratto meno 6 e ottengo meno 1. Abbiamo calcolato la x. Adesso dobbiamo fare in modo simile per la y e la z. Di y, io devo scambiare la colonna delle y, la colonna centrale con meno 1, 1, 0 e poi ricopiare questi altri 2, 3, meno 1, 3, 0, meno 3. Adesso ricopio le prime due colonne. Ok, allora 2 per 1 per meno 3 fa meno 6, poi qui ho uno 0, allora viene comunque più 0, sì, anche qua ho uno 0, allora viene più 0, poi dobbiamo cambiare il segno, questo, 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 qui ho meno 3 che diventa più 3, qua ho uno 0, più 0, e qui ho 9 che diventa meno 9. E, vabbè, e quindi qui se calcolo questo, meno 6, meno 9, meno 6 fa meno 15, più 3, meno 12. E quindi posso calcolarmi la y, che è dy fratto d. Meno 12 fratto meno 6 fa più 2. Insomma, adesso avete capito come funziona. Per dz io devo scambiare la terza colonna con questi e mettere il resto come sta qua. Si fa allo stesso modo, poi se uno fa il calcolo di dz gli salta fuori meno 6 e quindi z è uguale dz fratto d. Meno 6 fratto meno 6 viene fuori 1. Si fa allo stesso modo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.